Da tempo riceviamo notizie circa i disservizi delle poste. Non per ultima la notizia che il sindaco di Musile di Piave, onorevole Forcolin, ha bacchettato la sede locale. Ci troviamo qui di fronte alle poste di San Donà per cercare di capire direttamente dai cittadini che cosa sta succedendo. Solo una domanda velocissima, lei che tipo di operazione ha fatto qui alle poste? Non ho ancora fatto alcuna operazione, ho semplicemente ritirato il numero. Tempi di attesa molto lunghi? Abbastanza, devo dire, sì. Lei ha atteso tanto qui alle poste? Guardi, io sono di passaggio, comunque ho visto tanta gente, è una cosa un po' anomala, insomma, io vengo da Trento e noi facciamo un po' prima, comunque è tanta gente, io vengo via. Tempi di attesa a voi andavano bene? Bene dalle giornate, ovviamente ci sono delle giornate dove c'è la calca di gente, delle giornate invece più tranquille. Il lunedì che c'è il mercato, per esempio, sono tutti qua. Positivo o negativo il suo parere? Dovevo spedire una busta e ho visto che c'è troppa gente, quindi magari torno più tardi. Tempi di attesa delle poste, appunto? Tempi di attesa, vado via perché non ho la minima pazienza. Servizi delle poste, positivo o negativo? Negativo. I tempi di attesa alle poste per lei? Abbastanza lunghi. Tempi di attesa alle poste? Infiniti. Ma non tutti sanno che noi abbiamo la soluzione. Siamo qui all'interno di un'attività commerciale, la tabaccheria Il Nuraghe con la signora Erika e Beppe. Volevo chiedere appunto, è vero che in questa tabaccheria si possono svolgere delle operazioni che sono praticamente le stesse che si possono fare all'interno delle poste? Sì, certe operazioni si possono svolgere qui. Che tipo di operazioni si possono fare? Possiamo pagare i bollettini postali, ad esempio quelli dell'energia, quelli del telefono, le riscossioni dei tributi scolastici, possiamo emettere e accettare voucher INPS e tanti altri servizi, ad esempio anche ricariche PostePay, le ricariche all'automaticard, le carte prepagate. Quindi qui siamo dotati delle tecnologie più avanzate appunto per svolgere queste funzioni. Sì, ci siamo dotati appunto per dare un maggior servizio alla clientela, per soddisfarla maggiormente. Perfetto, a questo punto diciamo a tutti i cittadini che abbiamo la possibilità a poche centinaia di metri dalle poste di svolgere le stesse operazioni con i tempi molto ridotti e direi anche con un sorriso in più. Sì, è vero, l'importante è questo.